ci sono una serie di servizi che occorre garantire. È chiaro che si resta indietro, è chiaro che si accumula arretrato, è chiaro che come dire, a farne le spese sono i cittadini. La matematica non è un'opinione e i dati sono chiari. La pianta organica del personale amministrativo della Procura di Treviso dovrebbe contare 42 dipendenti, cifra già datata e insufficiente, ma la realtà è quella di appena 26 lavoratori, una scopertura del 38%. Cifre ormai intollerabili. Per questo, dopo un'assemblea, è stato dichiarato lo stato di agitazione del personale, preludio all'apertura di un tavolo in prefettura al quale i sindacati chiamano tutte le istituzioni. In gioco il funzionamento della giustizia. Ci chiediamo, attacca la CISL, come si possono assistere un procuratore e 12 sostituti procuratori con una insufficienza di organico così drammatica, dovendo peraltro assicurare allo stesso tempo tutti gli altri servizi e uffici, come le spese di giustizia, il dibattimento, le esecuzioni penali, il personale, il casellario giudiziario, gli sportelli per il pubblico. Un problema, peraltro, non recente. L'età media nella pubblica amministrazione, anche negli uffici giudiziari, lo sappiamo, è alta, la gente va in pensione, i pensionamenti sono una costante, le assunzioni che negli ultimi anni sono state fatte sono come gocce nel mare e tutto questo ha, diciamo, determinato questa situazione. E le risposte fino ad ora sono state irrisorie. La Procura fa delle richieste al Ministero, però non hanno portato a nessuna sorte. Il numero dei dipendenti rimane assolutamente insufficiente rispetto alle attività che deve svolgere. Concorsi adesso ce ne sono, però l'immissione in servizio non sappiamo quando avverrà. Per tamponare la situazione attuale, prosegue la CISL, si potrebbe attivare un interpello straordinario, una mobilità da altre amministrazioni o delle convenzioni, ad esempio con il Tribunale, per la gestione in comune di alcune incombenze. Diversamente sarà impossibile ormai garantire il funzionamento della giustizia in tribunale con tutto quello che ne consegue. Abbiamo bisogno di un segnale forte, andiamo dal prefetto perché ci sia appunto questa istanza e tutte le istituzioni devono essere della provincia di Treviso coinvolte, quindi anche il comune, la provincia, la regione.